Buonasera e bentornati amici e amiche di Stream Sport. Dopo più di un mese torna la pallacanestro femminile sul nostro canale, sempre da Istrana, dal palazzetto Gibeppi Paronetto. Oggi l'Istrana Basket ospita la Junior San Marco nella 12ª giornata del campionato di Serie B femminile. Ospiti che arrivano dalla sconfitta contro Bolzano per 65-57 e il riposo forzato, dato che la partita contro le Lupe San Martino si giocherà il 29 aprile. Istrana invece che torna a giocare in casa dopo diverso tempo. L'ultima volta è stata l'8 marzo contro le Lupe San Martino, dove la squadra di coach Torresana ha trovato la vittoria per 56-53 e poi tre trasferte di fila. La prima contro Muggia, dove Istrana è uscita vittoriosa per 45-61, poi la sconfitta molto dolorosa contro Pordenone 62-59, che salvo ribaltoni clamorosi condanna ai play out Istrana. Poi c'è stato il riposo, la pausa pasquale, quindi 2 weekend per Istrana senza giocare, e l'ultima uscita in trasferta contro Cusignacco con la sconfitta per 77-56. Risultato ingeneroso questo contro Cusignacco. Istrana che è rimasta a ridosso delle avversarie terze in classifica per 3/4 di match, poi ha ceduto il passo a Cusignacco nell'ultimo quarto. Terminato ora il riscaldamento delle due squadre, andiamo quindi a presentare i due direttori di gara qui inquadrati. Primo arbitro Bacin Thomas di Fonte Treviso, secondo arbitro Morao Riccardo di Ponzano Veneto Treviso. Già pronto sembrerebbe San Marco a entrare in campo, ancora a colloquio con le sue ragazze, vedete qui coach Torresan. Ancora 1 minuto e 45 secondi a sua disposizione per parlare con la propria squadra. Istrana che, come dicevamo, continua la corsa play out. Attualmente la classifica dice fanalino di coda Schio a 8 punti, che sarà il prossimo avversario di Istrana settimana prossima. Poi appunto la squadra di coach Torresan a 14 punti, è attaccata c'è Casarsa, ma con lo scontro diretto a favore. Poi Muggia e Bolzano sono leggermente staccate a 18. Poi troviamo Pordenone a 20, le Lupe San Martino 22, Reyer 24, la Junior San Marco a 26, Termal e Montecchio a 28, San Bonifacio 30, e poi quelle davanti Cusignacco e Conegliano al secondo posto pari merito 34 punti, e la vittoriosa di questa Serie B Marghera a 44 più 10 con 4 partite al termine, quindi la matematica vittoria del campionato per la squadra di coach Scarpa. Allora sembrerebbe tutto pronto, vedete qui le ragazze di San Marco che si caricano a vicenda. Coach Borsetto può essere sicuramente contenta della stagione delle proprie ragazze. Qui i classici saluti di rito anche con la squadra arbitrale. Vediamo nel frattempo il quintetto già pronto in campo di San Marco, con Colombo, Chichisiola, Castria, Regazzo e la numero 26 Pierini. Dall'altra parte invece Istrana risponde con Bertoldo, Zammuner, Rossetto, Bigliato e Perocco. Ecco qui i classici saluti di rito tra le due squadre e con la squadra arbitrale. Tutto pronto quindi per la palla 2, fischio dell'arbitro, palla alzata e il primo possesso è di San Marco.
Chichisiola subito in posizione di punta, lei che è la miglior marcatrice della sua squadra, poi Castria si va dentro, Pierini ci prova, buona difesa nonostante il mismatch di Zamuner che è lei a gestire il primo possesso per Istrana. Movimento di Bertoldo, si va poi da Bigliato, non c'è la linea di passaggio per la numero 5, allora Zamuner, eccola qui per Bertoldo che prova subito a 3 punti e sblocca subito il match con la tripla. Caterina Bertoldo. Allora dall'altra parte subito San Marco con Colombo, palla ancora in punta per Chichisiola. Pierini, finta di consegnato, si torna fuori, Castria sfrutta il pick and roll, il tiro però è molto corto, allora Zamuner prova ad aumentare il ritmo col contropiede, cerca il taglio di Bigliato che però non arriva. Palla persa quindi per Istrana. E il ragazzo sul punto di battuta cerca di alzare subito la difesa squadra di coach Torresan. Palla poi a Colombo che ne esce bene, alza la parabola per Pierini, post basso contro Perocco, scarico fuori Chichisiola, tiro con poco equilibrio, primo ferro e poi rimbalzo di Rossetto che lascia l'incarico di portare sul pallone a Bertoldo. Zamuner, palla ancora per Bertoldo, arriva il blocco per lei di Perocco che poi ha tanto spazio per il tiro, è il suo tiro e non lo sbaglia. 2 punti anche per Perocco, primo parzialino di Istrana. Chichisiola su di lei, Bigliato, movimento di Colombo, visto e servito, altro tiro però corto della Junior, allora Bertoldo si appoggia invece nel tabellone, tiro corto anche il suo ma molto brava a gestire il rimbalzo, poi Rossetto da 3 punti, stavolta il tiro è lungo, rimbalzo nelle mani di Regazzo, ancora il numero 12, palla poi per Castria, palleggio, resto tiro, ancora tiro corto, fa fatica in questo momento a trovare il fondo della retina San Marco, ma siamo ancora all'inizio. Buone comunque per ora le difese di Istrana, qui Zamuner, bel passaggio per Bigliato che trova il contatto ma non il canestro. Bella giocata qui della numero 8 che trova Bigliato sotto canestro, è arrivata in ritardo il ripiegamento difensivo, contatto falloso e quindi 2 liberi per il numero 11 che segna il primo. Segna anche il secondo e rimane aperto il parziale di Istrana che sta anche aumentando, ora 7-0. Ancora il numero 12 a prendere palla, spalla canestro, cerca lo spazio, poi Pierini le scippa il pallone, però poi rischia anche di dar fastidio a Zamuner che era lì pronta a prendere la palla da terra. Palla contesa ma possesso che rimane comunque Istrana che può ancora allungare. Pronta Rossetto sul punto della rimessa, prima c'è da pulire un po' il campo, allora tutto pronto al numero 15 per Zamuner che mette giù il pallone, palla poi per Perocco, ancora Zamuner, forse per un attimo pensa anche al tiro, invece si va da Rossetto, spalla canestro, Rossetto raddoppiata con la sinistra, Rossetto ancora una volta, 2 volte, 3 volte, poi Bigliato, tiro difficile con la palla che arrivava da terra, tiro corto, allora contropiede dall'altra parte, torna bene in difesa Istrana, prova con l'anticipo Bigliato, non riesce ad arrivare sul pallone, allora il primo canestro ovviamente di San Marco poteva essere solo della numero 12 Chichisiola che sblocca quindi le sue. Qui Bertoldo rischia la palla persa, poi contatto proprio dal numero 12 su Bigliato, il primo della sua partita, secondo invece di Junior.
Perocco, palla per Zamuner, si fa vedere Rossetto sotto canestro, si va invece a Bertoldo, arriva ora palla per Rossetto che viene però triplicata, allora Chichisiola brava nel trovare l'appoggio su Castria. Allora Scalabrin prova lei con il tiro, girandosi dietro. Parzialino ora per accorciare le distanze di San Marco, 4-0. Rossetto, il blocco per lei di Perocco, c'è anche lo scarico per il numero 10, si va fuori invece da Zamuner, secondo ferro, allora altra transizione e contropiede per San Marco che non trova subito spazio per il tiro, trova la penetrazione ma non il canestro di Colombo, palla che entra e poi esce dal ferro. Allora Zamuner che chiama lo schema, lascia poi il pallone a Bertoldo che glielo riaffida subito. Zamuner, palla fuori, Bigliato con tanto spazio da 3 punti, la tripla che chiude il parziale di San Marco e riporta sul +6 Strana. Punti 3, 4 e 5 di Bigliato che qui tiene benissimo in difesa su Chichisiola con la stoppata, poi contropiede dall'altra parte, scarico per Zamuner che non ha il ritmo giusto per provare la tripla, allora con calma va da Rossetto, ancora Rossetto, scarico a sinistra per Bertoldo, si va dentro a Perocco, Perocco in reverse, rovesciata di Perocco che si appoggia al tabellone con una mano delicatissima, 2 punti anche per lei, poi subito Chichisiola prova a rispondere subito alle avversarie, qui pick and roll, non ha lo spazio, Begliato capisce tutto, intercetto e contropiede e col contatto trova il canestro, non è un contatto falloso ma sono 2 punti che vogliono dire +10 in Strana e coach Borsetto chiamata, costretta a chiamare time out dopo poco più di 5 minuti. Tanti errori soprattutto in attacco da parte delle sue ragazze. E infatti time out abbastanza vivace, giustamente quello di Borsetto che prova a dare una scossa subito alla propria squadra che non sembra aver approcciato anche soprattutto a livello mentale nel modo giusto questa partita. Può essere invece più che contento coach Torresan dall'altra parte, ovvio che manca più di una vita, ma comunque un segnale Istrana l'ha già dato. Vediamo qui inquadratura stretta su coach Borsetto, ancora colloquio con le sue ragazze. Per il momento sembra non tenere il piano partita San Marco. Vediamo se già in questi 4 minuti e 26 secondi rimanenti di primo quarto riuscirà a cambiare marcia. Il ragazzo sul punto di battuta, si torna quindi in campo con Siviero a portare sul pallone, su di lei Zamuner, ancora il numero 22. Si appoggia poi a Scalabrin, palla ancora fuori per il ragazzo, pick and roll, ragazzo, palleggia, resto e tiro, palo però, allora Trollo appena entrata in campo, rischia la palla persa, intercetto per Bertoldo, questo errore gratuito di Strana, controllo che è andata probabilmente dalla parte sbagliata, c'era molto più spazio a sinistra. E coach Torresan che le consiglia di continuare senza paura nel palleggio, portare su lei in quel caso il pallone. Nel frattempo Castria segna il primo libero, segna anche il secondo. Rossetto porta lei stavolta su il pallone, si fa vedere Trollo, vista e servita, poi Bertoldo. Arriva il blocco di Perocco che si fa vedere per lo scarico che arriva. Perocco prova ad andare dentro, viene però raddoppiata, resiste comunque, tiene il pallone, contesa e stavolta il possesso torna
di color nero. Brocco è andata un po' a incastrarsi nel traffico. E qualche minuto di riposo proprio per lei. Al suo posto Gasparini. Allora San Marco, sempre la numero 10 che stria a portare su il pallone, si fa vedere il ragazzo, palla sotto per Scalabrin contro di lei Gasparini. Scalabrin, bel movimento, spalle a canestro, trova 2 punti importanti. 4-0 ora di parziale per San Marco. Rossetto esce dal blocco Zamuner ma non ha lo spazio per il tiro, allora Trollo, penetrazione virata, passo, passaggio, Gasparini prova con il tiro, passaggio molto forte quello di Trollo, poi dall'altra parte tanto spazio per la tripla segnata da Siviero e si fa subito sotto San Marco che esce benissimo dal time out. Qui rischia l'infrazione di passi, Trollo invece è tutto buono, arriva dall'altra parte la tripla di Bertoldo, la seconda di giornata, che risponde subito alle avversarie, le rispedisce sul -6. Allora San Marco, palla per Chichisiola, consegnato, ci prova il tiro difficile, quello di Scalabrin che non trova il fondo della retina. Allora Zamuner prova a mettere in ritmo Rossetto, penetrazione, prende la linea di fondo, contatto vigoroso, qui sembrava anche falloso ma non è della stessa opinione del direttore di gara, e quindi possesso che torna a San Marco. È in campo Gemma Zanet al posto di Zamuner. Giro di cambio anche per San Marco, in campo Mazzi e Colombo per questi ultimi 2 minuti e 17 secondi. Portare su il pallone proprio Colombo che aspetta il movimento di Mazzi, si fa vedere poi Chichisiola su di lei Rossetto, vola via il numero 12, fallo della numero 15 Anna Rossetto, rimessa per San Marco. È pronto il cambio proprio per il numero 15, torna in campo Bigliato. Colombo sul punto di battuta, si fa vedere Siviero. Movimento ancora per ricevi Colombo che poi va da Chichisiola che cerca il contatto fischiato dal direttore di gara. Bel movimento comunque di tiro dal numero 12. Due tiri liberi per lei, segna il primo. Segna anche il secondo. E lascia poi il campo a Calatrò. Allora Bigliato, palla per Bertoldo che porta su il pallone, le dà una mano Trollo, brava a venire fuori dal pressing di Siviero, aspetta il movimento delle compagne, si appoggia in punta da Gasparini, poi Bertoldo, blocco sempre il suo capitano, Bertoldo fino in fondo con la sinistra, niente da fare, però c'è Bigliato, niente da fare però neanche per la numero 11, deve tornare veloce in difesa Istrana perché c'è Siviero, penetrazione fino in fondo con la sinistra, non trova quello che sarebbe stato un bel canestro. Allora Bigliato si fa tutto il campo, Bigliato finta, penetrazione, tabellone e puntone, 2 punti importanti quanto comunque belli, si è fatto tutto il campo la numero 11 che è già a ridosso della sua media di 10 punti, siamo a 9 in questo momento. Siviero, scarico fuori, spazio per la tripla, troppo spazio per Colombo e allora torna ad un possesso di svantaggio San Marco. Zanet, palla per Trollo, il movimento in punta di Bigliato che voleva il pallone, si va invece a Gasparini, la fa girare, cambio lato di Trollo per Zanet,
Bigliato finta, penetrazione, Bigliato pochi secondi, tanti contatti e un altro canestrone nonostante i contatti, nonostante poco spazio. Il numero 11 arriva a 11 punti dopo 10 minuti in pratica. Qui Calatrò consegnato, ancora la tripla di Siviero, altro giro, altra tripla per San Marco che ha alzato notevolmente le percentuali subito da 3. Qui vediamo se risponde Trollo, invece no, vuole usare tutti i secondi a disposizione. Zanet, bel movimento di Zanet che poi alza la parabola. È altro canestro di pregevole fattura di questo primo quarto che termina sul punteggio di 23-19 per Istrana. Il livello qualitativo generale del match che si è alzato notevolmente nella seconda parte, con bei canestri sia di Istrana sia di San Marco. Un punteggio anche alto, come vedete al tabellone, 23-19, pochi i falli delle due squadre, partita che è andata via in modo molto scorrevole, e Istrana che ora si trova con 4 punti di vantaggio. Vedremo se riuscirà ad avere questo ritmo e questa intensità per tutti e 30 minuti a disposizione. Sicuramente è stato un tema comunque della stagione i momenti di buio di Istrana, che non riesce magari per 4-5 minuti a segnare all'interno di un quarto, soprattutto nel secondo tempo, e è costato più di qualche punto in classifica la squadra di coach Torresan, che comunque ha dimostrato di essere unita sempre in ogni partita, come vedete anche da queste immagini, e di lottare con tutte le squadre del campionato. Ha messo in difficoltà praticamente tutti, nonostante poi abbia ottenuto probabilmente meno punti di quelli che si sarebbe meritata. Inquadratura stretta qui per Istrana, con Troll, Bigliato, Zanet, Camara e Perocco già pronte a tornare in campo, e coach Torresan che ne approfitta per dare le ultime indicazioni al suo numero 24. Primi minuti in campo quindi anche per Camara, che ha segnato il suo primo canestro con la prima squadra in Serie B la scorsa giornata, lei come la sorella gemella. E menzione anche per Scilla, anche lei a segno per la prima volta contro Cusignacco, tutti e tre le under, da aggiungersi poi Zanet, che però è aggregata alla prima squadra fin da inizio campionato. Eccola qui proprio la numero 26 che vede il movimento di Perocco, le viene sporcato il pallone, bravissima poi a recuperarlo, ma pochi secondi per andare al tiro, brava a mettere in ritmo Perocco per la tripla, con tanto troppo spazio per la numero 10 che non se lo fa dire neanche mezza volta. Subito primo segnale da Istrana dopo la pausa di 2 minuti, torna sul +7, massimo vantaggio, prova dall'altra parte però a mettersi in ritmo dal palleggio e ci riesce San Marco con Scalabrin, che torna quindi subito sul -5. Qui Zanet, palla schiacciata per Camara, un palleggio per prendere ritmo, il tiro però è corto, Trollo cerca il pallone ma non lo trova, allora commette fallo ai danni di Siviero. Che chiede poi l'intervento dello staff di Istrana per pulire il campo. Però si rimane sulla falsariga del finale di primo quarto, con 2 bei canestri sia da una parte che dall'altra, prima Perocco e poi Scalabrin. Vedremo se anche il resto della partita avrà un livello tecnico così alto. Allora Regazzo, palla sempre per Scalabrin, su di lei Bigliato, prova a passare sul blocco, poi scarico a sinistra, altro giro, altra tripla, percentuali da 3 molto alte quelle di San Marco.
Zanet dall'altra parte, Zanet, altro canestrone di Gemma Zanet. Poi Camara sporca il pallone, Trollo non ci arriva sulla palla vagante, ma altra buona difesa di Istrana che costringe alla palla persa San Marco, applaudita dal proprio pubblico. Sempre al numero 24, ora con un po' più di calma a portare sul pallone, Trollo si fa vedere in angolo, le porta il blocco Perocco, poi Camara, palleggio, pensa al tiro, ma trova Bigliato, penetrazione, arresto, piede perno, ci prova con la sinistra, niente da fare, bella difesa di Calatrò, allora ragazzo, palla per Mazzi fino in fondo, riapertura da 3 punti, Siviero torna a -1 San Marco, numero 22 che in questo momento sicuramente è un fattore. Dall'altra parte palleggio, arresto e tiro a 3 punti di Bigliato che risponde subito con la stessa moneta. Poi Zanet difensona e invece no, contatto falloso. Eccesso di foga nel numero 24 che comunque dimostra di avere la grinta giusta per mettere in difficoltà la portatrice di palla di San Marco. E qui giro di cambi, fuori Camara e Bigliato, tornano in campo Zamuner e Rossetto. Proprio Zamuner in difesa sul pallone, poi Calatrò, cambio difensivo su di lei di Rossetto e poi c'è l'infrazione di passi. Aveva trovato in qualche modo il fondo della rettina al numero 20, giocata però viziata dall'infrazione di passi. Allora, niente canestro per San Marco e possesso che torna in Strana. Trollo si fa vedere Rossetto, penetrazione su Chichisio, end one di Rossetto che va fino in fondo e trova un canestro importantissimo contro la numero 12. Le ha preso il tempo sul primo passo, ha tenuto fisicamente fino in fondo e poi con la destra ha trovato il tabellone, il canestro. Segna poi anche il libero supplementare. 34-27, Trollo prova con l'anticipo che però non riesce. Allora Pierini cerca il consegnato per una compagna e ha il nome di Regazzo, ancora Pierini, palla schiacciata, apertura in angolo, tripla di Regazzo, stavolta niente da fare, Trollo tocca il pallone a rimbalzo, palla ancora che va da una parte all'altra, altro rimbalzo di San Marco che poi però non sfrutta l'occasione. Si è fatta vedere sotto canestro anche Scilla appena entrata, si fa vedere anche per ricevere il pallone, Rossetto fa da sola con un altro contatto da dietro, stavolta con la sinistra non riesce a concludere e poi Zanet che smanaccia, sporca il possesso, concede solo rimessa da sotto canestro, ma è il male minore. Era un momento anche per l'altra gemella Camara, tocca ad Adami scendere in campo per questo momento di partita. Qui il ragazzo prova dal palleggio, non trova la giocata, allora da 3 punti ancora la numero 22 Siviero che si sente giustamente in ritmo, rimbalzo gestito da Zanet con grande intelligenza e maturità, cosa che non è sicuramente normale per una giocatrice classe 2010. Qui palla alzata per Scilla che non aggancia il pallone, allora dall'altra parte il ragazzo, i ritmi si alzano e squadre che provano ad attaccare nei primi secondi di possesso. Qui al numero 10 fino in fondo trova il fallo di Zanet, bella giocata di Castria.
a canestro con fallo anche per lei, realizza anche il libero supplementare e torna quindi a -4 San Marco. E si rivede in campo Bertoldo al posto proprio di Zanet. Zamuner aspetta il movimento di Bertoldo, invece va da Camara. Movimento di Rossetto, vista e servita, ancora Rossetto, penetrazione su Chichisiola, Rossetto raddoppiata in modo però regolare da Pierini. Ora si alza il livello anche dei contatti, ma non il numero di fischi. Allora Chichisiola contro Camara, tiene molto bene al numero 7, a rimbalzo però ancora Pierini. Scilla tiene, ma a rimbalzo ancora per San Marco. Chichisiola palleggia, resto tiro e stavolta entra. Troppi rimbalzi offensivi però in questo momento della partita per San Marco, sta facendo fatica sotto canestro Istrana. Bertoldo, palla per Zamuner, è a zona ora la difesa di San Marco, tripla di Zamuner corta. Allora dall'altra parte con tanto spazio in transizione non arriva però la tripla di Castria, ancora altro rimbalzo di Chichisiola. Castria fino in fondo, Castria, canestro difficile, coach Torresan che chiama time out e chiede anche la sbracciata e il fallo in attacco. Ma i fischi abbiamo capito che quest'oggi sono pochi, metro arbitrale abbastanza chiaro e San Marco che trova il pareggio a 4 minuti e 25 secondi al termine del primo tempo. Ha alzato il ritmo sicuramente la squadra di coach Borsetto, sembra comunque non avere problemi a mantenere questo ritmo per il momento Istrana, che però ha fatto fatica nel duello al rimbalzo, soprattutto per quanto riguarda i propri rimbalzi difensivi. In questi ultimi possessi San Marco ha avuto all'interno del proprio possesso più occasioni per andare al tiro, proprio perché riusciva a gestire il rimbalzo offensivo in caso di tiro sbagliato. Prova a spezzare il ritmo con questo time out coach Torresan, che chiede anche qualche spiegazione al direttore di gara, probabilmente soprattutto per i contatti ai danni di Rossetto qui inquadrata. Allora, tutto pronto per tornare in campo, palla a Zamuner che porta su il pallone. Rossetto, palla schiacciata per Scilla che prova ad andare al tiro, imprecisa però, è un po' frettolosa probabilmente nella scelta. Qui bel movimento di Ragazzo, mette la mano Bertoldo, non sfrutta l'occasione per l'end one numero 17. 2 tiribili per lei e per il sorpasso, che sarebbe la prima volta all'interno del match. Nel frattempo torna in campo Capitan Gasparini, arriva il sorpasso di San Marco. Due su 2 per la numero 17. Zamuner, palla per Bertoldo, subito raddoppiata. Bertoldo trova però ancora Zamuner che aveva lo spazio per girarsi, ha provato a buttare il pallone addosso all'avversaria, troppo frettolosa qui al numero 8. Poteva sicuramente gestire con più lucidità, come in questo caso, il possesso. Qui Gasparini tutta la sua esperienza per ridare il pallone al numero 8. Camara con tanta personalità va al tiro, a rimbalzo Gasparini non aggancia il pallone. Momento di difficoltà qui di Istrana, che è andata un po' in confusione negli ultimi possessi. Non deve però né innervosirsi né mollare, provare a giocare il suo basket, soprattutto in difesa, come ha fatto Rossetto in questo caso, andando in contropiede. Rossetto fino in fondo col contatto, non fischiato neanche questo.
poi Bertoldo si butta per terra, trova il pallone. Qui posizione difensiva sembrava tutto tranne che regolare. Sarà quindi rimessa a fondo campo per San Marco, perché la regola della freccia dà ragione alle ospiti. 3 minuti e 11 secondi a giocare, vediamo se Istrana riuscirà a trovare la chiave per tornare a segnare, visto che in penetrazione si fa dura la vita per le giocatrici di Istrana, visto l'intensità e anche i contatti che ci sono sotto canestro. Vediamo se tornerà a tirare da più distante. Qui rimbalzi su rimbalzi sempre di color nero, però allora Castria in qualche modo va al tiro corto, però Bertoldo contropiede, Bigliato da 3 punti con spazio, non sbaglia, punti 15, 16 e 17, un momento cruciale per la sua squadra, soprattutto a livello mentale. Qui difesa su Chichisola, può essere un possesso già importante questo, ma Pierini lasciata sola sotto canestro, non sbaglia. Allora Rossetto, vediamo se va subito al tiro, no, ci va ora perché ha tanto spazio da 3 punti, arriva il pareggio, tripla, si iscrive anche Rossetto alla partita con questa bomba, scambiando il pallone con Zamuner, ottenendo tanto spazio. Qui difesa di Bigliato, Chichisiola lo fa notare andando subito al tiro. Quarto fallo di Istrana. Ancora quota 1 invece San Marco. Numero 12 segna il primo libero. Segna anche il secondo. Rimette quindi il musetto davanti San Marco con 1 minuto e 55 secondi da giocare. Bertoldo a portare su il pallone, contatto che la sposta quasi di 1 metro, ma è tutto buono. Allora Zamuner, palla per Bigliato allo scarico, trova non il fallo ma il tocco della difesa e il coach Torresan che chiama minuto di time out. Ora il livello di intensità e di contatti si è sicuramente alzato. 5-1 la situazione di falli delle due squadre. Qui il coach Torresan che disegna la rimessa per riprendere il gioco dopo il time out. La Vagnetta in mano anche dall'altra parte per coach Borsetto. 1 minuto e 40 secondi da giocare. Partita sicuramente bella da vedere anche per i tifosi imparziali. 40-42 il punteggio in questo momento, con bei canestri da una parte e dall'altra per gran parte di questo primo tempo. Arriva il fischio del direttore di gara ad avvertire le due squadre. Ora anche la sirena. San Marco già in campo e in questo momento anche Istrana, dopo le indicazioni di coach Torresan. Palla per Bertoldo, si fa vedere Zamuner, anche Bigliato, poi movimento di Rossetto col contatto! Col contatto ancora Rossetto! 2 punti più libero supplementare, eccola qui la numero 15. Che arriva con il libero a 9 punti, anche lei vicina alla media di 10. Castria che continua a sbracciare, poi il
Passaggio per Regazzo, no, si va in angolo, allora post basso per Scalabrin contro Bertoldo, trova lo spazio per il tiro ma non trova il canestro, allora per Rocco. Bertoldo che chiama a rapporto Zamuner che si fa trovare pronta, palla poi per Perocco, c'era Rossetto che chiedeva il pallone ancora, Bertoldo, Perocco, Rossetto deve andare al tiro in strana con poco tempo, ci prova con la sinistra, Perocco che tira fuori il coniglio dal cilindro. Canestrone con la C, la A e tutte le altre lettere maiuscole. È pronta Bertoldo in difesa, Castria però ne esce bene e trova un'autostrada per andare a canestro e tornare sul -1. Zamuner, movimento di Rossetto, poi Perocco, Bigliato con spazio dalla lunetta, niente da fare però. Allora Castria ascolta le indicazioni di Borsetto che dice di portarla al termine. Castria, bella giocata e bel canestro anche della numero 10 e tecnico fischiato, non si sa bene a chi, a Bertoldo e a Castria, un tecnico a testa. Probabilmente si sono dette qualcosa le due giocatrici. La termina qui il primo tempo di Curi Sistrana Junior San Marco sul punteggio di 45-44 e noi ci risentiremo qui sempre su Steam Sport dal palazzetto G. Beppi Paronetto di Strana per il secondo tempo.
Rieccoci amici e amiche di Streaming Sport dal palazzetto Gibeppi Paronetto di Strana, dove sta terminando l'intervallo della 12ª giornata di ritorno ai campionati di Serie B femminile. Punteggio di 45-46 per la Junior San Marco, punteggio giustamente modificato a quello che avete visto al termine del primo tempo. Primo tempo, come vedete, sicuramente ad alto punteggio, bei canestri sia per Istrana che per San Marco, che è riuscita a mettersi davanti di un solo punto proprio sull'ultimo tiro del primo tempo. Qui San Marco, vedete l'inquadratura stretta verso la panchina della squadra di coach Borsetto, pronta a tornare in campo, inquadrata la numero 10 Claudia Castria, protagonista poi di un episodio a fine primo tempo con Bertoldo, un tecnico a testa che non ha dato però i tiri liberi visto che il tempo era terminato. Allora si torna però in campo con Zamunera a chiamare lo schema. Gasparini, palla per Rossetto, intercettata dalle lunghe leve di Chichisiola, che chiede ancora il pallone a Castria, non le viene dato subito, le viene dato in questo momento, sempre contro Bigliato, e qui contatto, palla lontana di Castria ai danni di Zamuner, quindi fallo in attacco, terzo fallo della numero 10 e Zamuner che porta su il pallone. Movimento di Gasparini, non cerca il passaggio dentro stavolta, ma fuori per Bigliato che ha spazio da 3 punti, niente da fare, a rimbalzo però stavolta c'è Rossetto che vede anche lo spazio per la penetrazione ma non trova il fondo della retina. Allora Chichisiola, anzi no scusate, Regazzo subito per Scalabrin, poi Siviero dentro, Siviero sbaglia il canestro, il contatto però falloso penso prima dell'azione di tiro, invece no, sul terzo tempo secondo il direttore di gara. Ha 2 tiri liberi per il numero 22, segna il primo. Il secondo invece lo sbaglia, arriva il rimbalzo di Perocco, difesa da Bigliato, col taglia fuori. Allora Rossetto, Gasparini aspetta il taglio ancora di Rossetto, arriva a darle una mano Zamuner, eccola qui al numero 8, vediamo se crea qualcosa al palleggio, palla per Bigliato, imprecisa però, allora spazio per la transizione di San Marco con Colombo, Chichisiola le sporca il pallone Zamuner, Chichisiola ne esce con un bel canestro in allontanamento. Più 4 per San Marco, qui Perocco, anche lei bel movimento di tiro, non trova però il fondo della retina. Allora dall'altra parte Siviero, palla però lunga, imprecisa, errore gratuito questo di San Marco che offre un possesso a Istrana. No, fuori Gasparini, dentro Zanet e Bigliato che viene spostata posizione di 4. Perocco posizione di punta, porta il blocco poi a Zamuner che va invece dall'altra parte, palla dentro, a vedere il taglio di Rossetto con la sinistra, poi rimbalzo, confusione e pallone ottenuto da Siviero. Ancora il numero 22, difesa da Rossetto, si fa vedere Regazzo, palla a sinistra, poi dentro per Chichisiola, bravissima Bigliato, contatto falloso anche ai suoi danni di Colombo. Primo fallo dal numero 9, grande giocata difensiva invece di Bigliato.
Zanet, Colombo su di lei, si fa vedere Zamuner, invece si viene a sinistra da Rossetto, poi Bigliato, blocco di Perocco per lei, palleggio restrittivo a 3 punti, tiro corto, Perocco raccoglie il rimbalzo e segna il primo canestro di questo secondo tempo per le sue. Qui in difesa Perocco sporca il pallone ma non riesce nella rubata, allora Colombo, palla fuori, tiro corto, rimbalzo ancora di Perocco che prova ad essere un fattore in questo inizio di secondo tempo. Ancora Perocco, finta, virata, passo, tiro, contatto, ma solo il fallo e 2 tiri liberi per la numero 10. Dentro che la trova al posto di Chichisiola. Perocco segna il primo. Segna anche il secondo, 2 su 2. 13 punti per adesso Perocco. Qui Calatrò, brava a scendere e dare una mano alle sue compagne per portare su il pallone. Movimento di Regazzo, cambio difensivo di Strana, tiene Perocco, poi Calatrò, mismatch sotto canestro, tiene Zamuner, commette però fallo sul movimento di tiro di Scalabrin. Allora, 2 tiri liberi stavolta per il numero 24, qui inquadrata. Il primo esce dopo diversi rimbalzi sul ferro. Il secondo invece entra pulito pulito, allora un punto in più per San Marco. Bigliato, palla schiacciata per Zamuner, le porta al blocco Perocco, Zamuner, palla dentro per Perocco, arriva l'aiuto difensivo di Calatrò, poteva forse approfittarne per un attimo Perocco andando su verso il canestro. Ha provato con l'extra pass, trovando però la gamba dell'avversaria. Allora Gasparini, Perocco, subito il tiro corto, Zanet a rimbalzo, a 2 rimbalzi di Zanet, Zamuner con spazio da 3 punti, niente da fare, spazio invece per Gasparini, tiro lungo. Altra bella giocata dal numero 24, stavolta a rimbalzo, non è sicuramente il piatto forte della casa, ma ha dimostrato grande abnegazione qui Gasparini. Questo sì che è il piatto forte del ristorante Gasparini. La difesa sotto canestro, recuperare il pallone, poi passaggio sporcato di Perocco e rimessa per Zamuner. Bigliato, palla dentro per lei, troppo corta però. Allora il ragazzo, Calatrò, Siviero arriva per il consegnato, va in penetrazione, mette le mani Zamuner, scivolata la numero 22. Qualche minuto di riposo per il numero 8, torna in campo Rossetto. Un gioco momentaneamente fermato, qualcosa da rivedere al tavolo. Allora, tutto pronto per tornare a giocare, movimento sempre di Siviero, farsi dare il pallone, pochi secondi per andare al tiro, ci prova Calatrò, invece no, mette giù il pallone, il tiro è sulla sirena, non colpisce il ferro, scadono i 24 secondi a disposizione di Junior, il possesso che torna a Zanet.
movimento di Rossetto a sinistra, poi Gasparini che alza il pallone per Perocco, e rimbalzo poi di Bigliato, l'ultima a toccare è proprio lei. Bella giocata questa di Istrana, sfortunata poi nella finalizzazione Perocco. Torna in campo nel frattempo Pierini e Chichisiola. Colombo su di lei Zanet, palla per la numero 12, consegnato ancora Colombo, palleggio, resto tiro, rimbalzo di Zanet che molto lucida e attenta. Allora Rossetto si fa vedere Perocco, Bigliato, penetrazione, Bigliato si fa vedere per lo scarico, Rossetto, Bigliato va al tiro con il contatto, chiede spiegazioni al direttore di gara ma non ottiene spiegazioni, invece dall'altra parte arriva la stoppatona di Perocco che risveglia tutto il pallaparonetto con una giocata difensiva delle sue per provare a dare anche una scossa emotiva al match, in un momento abbastanza statico con il punteggio che rimane fisso sul 49-50 e Istrana che sta facendo un po' fatica a trovare il canestro. Qui contatto sul viso di Siviero, sicuramente non voluto e tecnico, fischiato ai danni di Colombo. E quindi tiro libero per Perocco. Qui contatto di Gasparini, sicuramente involontario, sul volto di Siviero. Perocco sbaglia il tecnico. Allora si riprende con la rimessa per la numero 22. Movimento di Colombo su di lei Zanet, poi Chichisiola, bel taglio, backdoor di Siviero, bella giocata questa di Junior che ha trovato la numero 22 sotto canestro, lasciata troppo libera la difesa di Istrana. Allora Trollo, palla per Perocco, contatti sul corpo della numero 10. Bonus per Istrana e 2 tiri liberi per Perocco. Sbaglia anche questo la numero 10, sicuramente non da lei. Segna invece il secondo, non credo sia mai successo nella sua carriera di sbagliare 3 di fila e non succede sicuramente oggi. Allora San Marco portare sul pallone sempre al numero 22 Siviero, si fa vedere Colombo, pensa anche alla tripla, palla poi per Chichisiola, non viene toccata dalla difesa di Istrana che recupera subito il possesso e pronta Bigliato al posto di Gasparini. 5-0-5-2 il punteggio in questo momento. Zanet arriva al blocco di Perocco, Zanet prova a creare qualcosa al palleggio, scarico per Trollo, non grandi spaziature per Istrana. Trollo prova a inventarsi un passo e tiro che però non è particolarmente fortunato, rimbalza 2 volte sul ferro per poi uscire. Allora Pierini consegnato per Siviero, arriva al blocco di Chichisiola, abbastanza in movimento, poi Castria prova con il tiro, fortunata qui la numero 10 che ha tirato un po' una parabola con annessa preghiera, ascoltata dagli dei del basket. Dall'altra parte Rossetto, scarico, Zanet, palleggio, arresto, tiro, niente da fare. Allora Siviero con Bertoldo sul cubo dei cambi, palla fuori Chichisola, extra pass,
abbastanza gratuito qui, ma che porta comunque 2 punti ancora a Siviero, più 6, massimo vantaggio di Junior. Dall'altra parte Zanet, spazio anche per la tripla in transizione, fa saltare la difesa Bigliato fino in fondo, trova il contatto di Siviero, 2 tiri liberi per lei. Fuori Zanet, dentro Bertoldo. Sbaglia il primo libero Bigliato, sta un po' litigando con la percentuale liberi strana, sbaglia anche il secondo. Allora Castria si innova il duello con Bertoldo. Chichisiola, palla per il numero 10. Cambio difensivo, palla sotto per Pierini. Tiene bene Bertoldo, infrazione di passi abbastanza evidente. Ottima difesa nonostante il mismatch del playmaker di Istrana, che rimane a 6 punti di differenza. 6 punti sono 5 punti segnati per ora per Istrana. Qui bella giocata di Bertoldo che lascia lì Castria, prende la linea di fondo, segna un canestro facile facile. Ancora il numero 10 che vuole rispondere subito, blocco per lei, cambio difensivo di Istrana. Pierini chiede il pallone, palla invece per Siviero, grande partita della numero 22, segna anche con questa penetrazione, di nuovo più 6 San Marco. Bigliato, palla per Perocco, fa girare Bertoldo, sfrutta il pick and roll, Bertoldo palleggia, resto tiro, ferro però e palla che esce. Fuori Rossetto, dentro Zamuner, torna in campo Regazzo al posto di Colombo, anzi al posto di Mazzi per San Marco, e Castria a portare sul pallone. Pierini, Castria, si fa vedere ancora Pierini, tiene Bertoldo, non fa andare il numero 10 in penetrazione, bel passaggio non look per Pierini che però sbaglia il tiro. Allora Zamuner dall'altra parte dà indicazioni a Bigliato, poi Perocco, palla per Bigliato a sinistra, Perocco porta il blocco, Bigliato pensa forse al tiro a 3 punti, alza poi la parabola per Perocco, tripla dall'angolo di Zamuner e Chichisiola che fa vedere tutto il contatto di Bertoldo, forse in modo fin troppo evidente, contatto che comunque sembrava esserci. Visto il mismatch, fatico a credere a quella reazione dopo un contatto di Bertoldo. Qui sfida di velocità, Zanet le sfide di velocità non le perde, Zamuner rischia la palla persa, ma possesso che rimane in Strana. 18 secondi sul cronometro. Bigliato sul punto di battuta, si fa vedere Perocco, crollo, Bigliato, Perocco con spazio, si torna fuori, Bigliato allo scarico, Perocco deve andare al tiro, lo fa dopo il palleggio, lo segna per tornare sul -4. Chichisiola poi tira dalla sua area, non trova niente, allora finisce il terzo quarto sul punteggio di 54-58. Istrana che ha fatto particolare fatica a andare a segno in questo parziale,
non è stata brava neanche a trovare punti a cronometro fermo, perché ha sbagliato diversi tiri liberi, che sono quelli poi che danno attualmente il vantaggio a San Marco di 4 punti. Il livello anche qualitativo e tecnico che in questo terzo quarto si è sicuramente abbassato rispetto al primo tempo. Era difficile comunque mantenere anche quel livello di canestri, di pallacanestro. Quindi 4 punti ora a separare le due squadre. Istrana che è già pronta a tornare in campo, manca ancora più di un minuto alla fine della pausa. Ancora colloquio con le sue ragazze invece coach Borsetto, in attesa del richiamo in campo Istrana. Altra partita dove le ragazze di coach Torresana hanno sicuramente messo in campo una buona prestazione nel terzo quarto, hanno tentennato soprattutto in attacco, sicuramente rimangono in partita e vedremo se rimarranno in partita fino alla fine. Match che è ancora tutto in bilico, 4 punti sono niente nel basket, soprattutto quando c'è un quarto intero da giocare. Torna in campo Istrana, insieme a San Marco si torna quindi a giocare con Zamuner. Zanet a prendere il pallone nella propria metà campo, si fa vedere Zamuner, palla invece per Trollo, si fa vedere Gasparini, anche Bigliato, consegnato ancora per Trollo che cenna la penetrazione, torna poi fuori, Bigliato, confusione e palla persa. Qui un po' troppo statico il possesso di Istrana, allora Chichisiola, apertura, penetrazione di Siviero, la ferma col fallo Zamuner. Un po' troppo indecisa sul da farsi nel precedente possesso Trollo, finito per perdere il pallone. Allora palla per Colombo, Chichisiola consegnato per la numero 9, arriva il blocco di Pierini che poi taglia verso il canestro, Siviero, tiro con poco tempo, non colpisce il ferro, terminano quindi 24 secondi a disposizione di San Marco e altra occasione per accorciare per Istrana. Zanet, Trollo, blocco di Gasparini, Zanet prende il pallone in angolo, Gasparini porta un altro blocco, Zanet spazio per il tiro con poco ritmo, lo sbaglia, rimbalzone di Bigliato. Allora Zamuner, palleggio, arresto, passaggio, Bigliato, penetrazione, raddoppiata, fallo di Colombo. E invece no, fallo di Siviero, sembrava più falloso il contatto a cercare il pallone della numero 9. Zamuner sul punto di battuta, palla per Bigliato, la rimessa Torresan funziona ancora e qui porta a casa 2 tiri liberi Bigliato. Segna il primo nonostante il disturbo del pubblico. Segna anche il secondo. -2 per Istrana. Colombo velocissima dall'altra parte, palla vagante che gioca ancora lei per Chichisiola, poi Pierini, spalla canestro, Siviero mette i piedi a posto, non trova il ferro e fallo di Zamuner col pallone che sembrava già terminato fuori.
e l'avversaria già lanciata per tentare di recuperarlo. Allora ancora 14 secondi per Junior. Rimessa affidata a Colombo. Si fa vedere Castria, ancora Colombo, richiede il pallone, si viene invece a Calatrò, prova a intercettare ma non ci riesce Gasparini. Zamuner sporca da dietro ma colpisce anche la mano dell'avversaria e Rossetto pronta al suo posto. Quarto fallo della numero 8. Allora rimessa ancora Castria, passa sul blocco Rossetto, invece c'è il cambio difensivo. Chichisiola da 3 punti, poi il rimbalzo di Trollo, l'ultima a toccare è proprio lei. Altro possesso per Junior, tante occasioni per trovare il canestro ma non lo trova. Rimbalzo stavolta è di Gasparini, poi Trollo cerca l'aiuto, trova quello di Zanet. Zanet fino in fondo, Zanet fino in fondo, Zanet fino in fondo, trova 2 tiri liberi. Ora si protesta un po' su tutto, anche sulle cose un po' più evidenti. 3 falli a testa per le 2 squadre. Zanet segna il primo libero, segna anche il secondo dal numero 24 di Strana, che porta la propria squadra al pareggio. 7 minuti e 40 secondi da giocare. Prova l'anticipo, Bigliato non tocca il pallone, disturba solo Chichisiola che non controlla e recupera, porta a casa un altro possesso. Il coach Torresan ferma tutto, vista un po' la confusione del match, forse per far riprendere anche un po' fiato alle sue ragazze. Allora ferma tutto per 1 minuto, 7 minuti e 40 secondi da giocare. Istrana che ha ritrovato il pareggio e ora coach Torresan, come vedete, a colloquio con le sue ragazze attorno, lavagnetta in mano, stessa cosa dall'altra parte per coach Borsetto. Ha aumentato la percentuale dalla lunetta Istrana, trovando grazie appunto a 4 liberi il pareggio in questo momento. 7 minuti e 40 secondi da giocare, 3-3 la situazione dei falli. Vedete qui coach Borsetto ancora a colloquio con le sue ragazze, terminato ora il confronto con la sua squadra e come vedete pronto a tornare in campo Chichisiola e company. Arriva in questo momento anche Istrana che avrà il possesso a favore. Zanet a chiedere subito il primo pallone che va invece a Trollo, glielo riaffida alla numero 24, poi Bigliato consegnato, Rossetto altro consegnato, pensa anche al tiro al numero 11, invece va fino in fondo, non trova il contatto falloso, non trova neanche il ferro, tiene bene in difesa Chichisiola, su di lei Rossetto. Palla per Calatrò che non si capisce con la numero 12, grande difesa qui di Rossetto e possesso che torna di colore grigio. Zanet alza il pressing, San Marco ne esce molto bene in Strana. Allora Zanet, palla schiacciata per Bigliato, pensa per un attimo al tiro, Zanet ancora, attacco un po' fermo qui di Strana, Trollo deve inventarsi qualcosa, prova ad andare in penetrazione, palla per Bigliato, terminano anche i 24 secondi, ancora un attacco un po' statico questo di Strana. Allora 6 minuti e 55 secondi da giocare, stavolta
la palla ce l'ha San Marco con Calatroia, la sporca per un attimo Gasparini, palla che va comunque a Castria fino in fondo, arriva il contatto duro, non si è capito bene se di Rossetto o di Troll, probabilmente di Rossetto, esatto, 2 tiri liberi quindi per il numero 10, secondo fallo invece per la 15 di Istrana e altri minuti in campo per Camara. Fuori anche Gasparini, dentro Perocco. E Castria con i 2 liberi del sorpasso. Sbaglia il primo. Segna invece il secondo. Ancora più 1 San Marco. Rossetto, palla per Camara che rischia anche di pestare la linea, la pesta e quindi regala il possesso alle avversarie. Ingenuità qui di Istrana che deve tornare subito in difesa. Rossetto sul pallone, Siverio, palla per Colombo, pensa anche al tiro, sfrutta poi il blocco di Chichisiola, eccola qui il numero 10 che va in penetrazione, non trova il fallo che cerca più o meno in ogni azione. 8 secondi per andare al tiro per San Marco, palla fuori, si muove Chichisiola, lasciata dalla difesa di Istrana e segna in allontanamento quello che è il suo tiro allo scadere dei 24. Allora Zanet, Bigliato va con la penetrazione, poi palleggio, arresto e tiro, niente da fare, palla poi buttata via da San Marco con troppa fretta. Momento un po' di confusione, di scelte sbagliate in questo squarcio di match da entrambe le parti. Vediamo se Istrana riuscirà a rimettere un po' di pulizia nel proprio possesso come è successo nel corso del primo tempo, e se parli di pulizia tecnica un sinonimo, anzi il sinonimo per eccellenza è Alessio Perocco, che segna 2 punti per il -2. Chichisiola raddoppiata, non ha spazio per il tiro, penetrazione, ancora il fallo di Bigliato che sembrava abbastanza distante e ferma, ha subito il contatto dell'attaccante che non sapeva probabilmente bene cosa farci col pallone. Sbaglia il primo tiro libero. Segna invece il secondo. Allora fuori Bigliato, torna in campo Rossetto, 5 minuti e 26 secondi, situazione ancora in bilico, 60-62 il punteggio. Zanet si fa vedere Zamuner, poi Rossetto alza il braccio Perocco che poi porta il blocco. Rossetto palleggia, arresto e tiro da 2, niente da fare, allora si va dall'altra parte, palla però buttata via, Chichisiola non stava guardando, altra ingenuità di San Marco che fa agitare anche un po' il proprio tifo. E allora Istrana che ha ancora l'occasione per il pareggio. Zamuner, palla per Bertoldo, il blocco di Perocco, Bertoldo la cerca, palla dentro, Rossetto, Rossetto, contatti su contatti, Rossetto, niente da fare, poi Perocco prova a recuperare il pallone, blocco su Zamuner che tiene, passa, Castria non trova il fondo della retina, il tabellone stavolta non l'aiuta, allora Zamuner, palla per Zanet, passo, tiro e canestro! E canestro di Zanet che porta ancora tutto in parità.
La numero 24, Lander, col cuore di una veterana, porta il pareggio per le sue a 4 minuti e 24 secondi dal termine. Ancora tutto da vivere, nonostante difficoltà. Istrana rimane in partita, sfruttando anche quelli che sono gli errori di San Marco. E in questo momento è tutto ancora in bilico e coach Borsetto che chiama time out al colloquio con le proprie ragazze. In questo momento coach di junior, coach Torresana, ha già finito il proprio discorso. Istrana è pronta a tornare in campo, accolta dall'applauso del proprio pubblico che prova a sostenerla e accompagnarla verso questi 4 minuti e 24 secondi da giocare. Eccola qui inquadrata Gemma Zanet insieme a Zamunera e Rossetto. 4 canestri pesantissimi per il numero 24, anzi anche di più perché ci sono stati 2 liberi. Raccastria contro Zamuner, il numero 8 tiene, poi consegnato ancora per il numero 10, sotto canestro il solito duello, Rossetto, Chichisiola lo vince per l'ennesima volta Rossetto. E allora possesso che torna a Istrana. Zanet, palla per Zamuner, arriva il blocco di Perocco, Zamuner rischia l'infrazione di passi, scarico invece per Rossetto, tiro corto. Allora Castria, che sembra anche provata, va con il consegnato, riprende il pallone, altro sporcatura di Rossetto su Chichisiola, fuori Zanet, dentro Bigliato. Rimessa per Junior, ora Bigliato sul numero 12, cambio difensivo di Istrana, pochi secondi per andare al tiro per San Marco, sbagliato, allora Zamuner sembra aver ricevuto un colpo in volto Rossetto, ma se ne dimentica subito. Al numero 15, penetrazione, virata, mano sinistra, niente da fare, sfortunata nella conclusione qui la numero 15 che aveva fatto tutto estremamente bene. Allora Colombo fino in fondo, Colombo, niente da fare, Chichisiola, fallo di Perocco. Che si annuncia non colpevole. Chichisiola non sbaglia il primo. Non sbaglia neanche il secondo. Zamuner la accompagna Bigliato, servita in questo momento. Perocco porta il blocco, arriva Bertoldo. Blocco ancora il Perocco, Perocco pensa al tiro, va da Rossetto sotto canestro, Rossetto raddoppiata, ancora fuori, Perocco, tiro da 3 punti, corto. E coach Torresan che avverte già del time out. Palla dentro, Siviero alza la parabola, ancora alla ricerca dei 2 tiri liberi e il fallo fischiato dal direttore di gara e tecnico a Torresan, tanto per aggiungere qualcosa. Qua il direttore di gara aveva fischiato fallo ai danni di Perocco, l'altro aveva fischiato palla 2, ha ragione il primo e quindi fallo. Fallo per Perocco e quindi un tecnico fischiato a coach Torresan per una cosa che non è successa in pratica, perché ha protestato per un fallo non fischiato, invece il fallo era stato fischiato. Qui tanta confusione.
da entrambe le parti, si protesta anche nella panchina di San Marco, protestano un po' tutti. Quindi tecnico gratuito a Siviero, che infatti sbaglia. E allora il possesso torna in Strana, in bonus ora anche San Marco, nervi tesi in questo secondo tempo, motivo per il quale si è anche abbassato il livello tecnico della partita. Zamuner, palla schiacciata per Bertoldo, blocco per lei, Bertoldo, Rossetto da 3 punti, niente da fare, primo ferro. 2 minuti e 08, Istrana ancora là, non deve scoraggiarsi anche se i tiri non entrano, perché magari entreranno dopo. Tanto però bisogna difendere. Castria, palla per Siviero, Siviero, altro fallo. Le piscine sono più là. E caduta facile. E allora 2 tiri liberi per Siviero. Vediamo il primo 1 minuto e 56 secondi. Segna il primo. Segna anche il secondo. E allora il coach Torresani chiama time out. Un minuto e 56 secondi da giocare, 6-2 e 6-6 sul punteggio, con situazione falli con Istrana che è da diverso tempo sopra i 6-7 falli fischiati. È entrato in questo momento invece Junior San Marco. Qui il coach Torresan a parlare con la sua ragazza, con le sue ragazze. 1 minuto e 56 secondi da giocare, 4 punti di differenza tra le due squadre. Già pronto a tornare in campo Istrana. È ancora tutto da giocare. Eccole qui inquadrate le ragazze di coach Torresan. Punteggio ancora lì, San Marco ancora lì a 4 punti. Vediamo se riuscirà a dare già una scossa Istrana con la rimessa. Coach Torresan chiede giustamente, come era abbastanza evidente, di battere la rimessa nella metà campo offensiva. Bigliato, palla per Perocco, Bertoldo, ancora Perocco da 3 punti, Perocco, eccola qui la scintilla, Perocco da 3, arriva la tripla della numero 10 a riaprire tutto, -1 Istrana. Colombo, penetrazione, palla per Chichisiola, si gira, tiro, ancora cadendo, poi Zanet, palla per Bertoldo, brava a predicare la calma e chiamare lo schema. Zamuner, finta il tiro, arriva Bigliato a darle una mano, ancora Bigliato, cerca il sostegno di una compagna, deve andare al tiro da distante, dal palleggio, niente da fare. Allora Castria, altro possesso dove la palla è stata ferma un po' troppo per Istrana. Siviero, arriva il blocco per lei, non lo sfrutta. Siviero, penetrazione, sbaglia il layup, allora può andare in contropiede Zamuner. Zamuner, palleggio, arresto, non arriva il tiro, arriva il passaggio schiacciato per Bertoldo. Doppio blocco, Bertoldo, sinistra, Bertoldo col contatto, 2 tiri liberi per la numero 5. E Rossetto in campo al posto di Zanet.
Sbaglia il primo. Segna il secondo nonostante il disturbo poco sportivo dall'altra parte. E allora ancora parità, 6-6, 6-6. Il punteggio in questo momento è time out chiamato da Junior. 42 secondi da giocare. Borsetto ancora a colloquio con le sue ragazze, dall'altra parte coach Torresan con la maglietta in mano, ma ormai è una questione quasi solo di nervi. Bisogna vedere in questi ultimi 42 secondi chi ne avrà di più, chi avrà più coraggio, più determinazione e anche più fortuna, se vogliamo mettere tutti i fattori sul tavolo, cosa che Istrana nel corso della sua stagione non ha avuto molto, nonostante invece ha sicuramente dimostrato di avere le altre qualità appena elencate. Vedremo se in questo caso invece arriverà anche l'aiuto degli dei del basket, che sembrano avere anche un po' girato le spalle a questa squadra ultimamente. Carica tutte le compagne Capitan Gasparini, come vedete entrano in campo Bertoldo, Zamuner, Rossetto, Bigliato e Perocco per questi ultimi 40 secondi e spiccioli. Siviero allunga la difesa Istrana, Zamuner subito contro Castria, non le dà la mano destra, Castria blocco per lei, poi Chichisiola, movimento Chichisiola, movimento ancora sotto canestro, il fallo, tutti con le braccia alzate, fallo di Bigliato che termina anche la sua partita. Quinto fallo per Bigliato e al suo posto vediamo se entra Zanet. Sì, è proprio il numero 24 a entrare in campo per questi ultimi 26 secondi. Numero 12 segna il primo libero mantenendo percentuali 100% ai liberi. Segna anche il secondo. Perocco per Zamuner, può essere l'ultimo possesso di Istrana. Zamuner, Bertoldo, apertura, Zanet, ancora Zanet, palla per Zamuner, Zamuner, riapertura, Zanet, prende la linea di fondo per Bertoldo, fallo sul tiro allo scadere dei 24 e qui due tiri liberi pesantissimi per Bertoldo. Sbaglia il primo e ora forse deve sbagliare apposta per prendere rimbalzo e andare per il pareggio. Segna invece il libero e allora 67-68. 1 secondo e 9 decimi da giocare. Istrana che andrà a commettere fallo immediatamente. Coach Torresan che non dice praticamente niente alle sue, che comunque anche oggi hanno lasciato il cuore in campo, hanno messo tutto quello che c'era da mettere e come detto poco fa anche la fortuna non ha aiutato il libero di Bertoldo che colpisce 2 volte il ferro e poi esce.
Ennesima partita che Istrana vede sfuggire per questione veramente neanche di centimetri ma di millimetri. Obiettivo di Junior rimettere la palla in campo e non fare in modo che faccia fallo Istrana. Qui fa fallo subito Rossetto, fischiato anche con un pelo di ritardo. Allora 5 decimi a giocare, troppo poco per provare il tiro con Chichisiola, che probabilmente andrà anche a sbagliare il secondo. Chiama time out coach Toresan. Chichisiola segna, forse neanche volendolo, il libero, e quindi 5 decimi per tirare a 3 punti per Istrana e sperare in qualcosa di veramente difficile. 6-7, 7-0. Disegna la rimessa coach Toresan, vedremo chi andrà al tiro e se riuscirà a prendere il tiro prima della sirena. Eccolo qui coach Toresan, ultime indicazioni, ultimo schema della partita, che può voler dire overtime, ma il compito sicuramente è arduo. Andare al tiro e fare una preghierina, questo è il compito di Istrana. Vediamo se sarà Perocco o Zamuner probabilmente a prendersi questo tiro. Movimento di Camara, rimessa, deve andare al tiro, niente da fare, allora finisce qui con San Marco che vince 70-67 contro un'Istrana che le ha provate tutte, ma non è bastato purtroppo per la squadra di coach Toresan. Allora andiamo intanto a ricordarvi i prossimi appuntamenti con Junior, che sarà impegnata in casa sabato 25 aprile alle ore 20:30 contro Pordenone, e invece Istrana che andrà in trasferta sempre sabato 25 aprile, sempre alle 20:30 contro Schio, per poi tornare qui per l'ultima partita della stagione regolare in casa sabato 2 maggio alle 20:30 contro la Vittoria San Bonifacio. Saluti di rito delle due squadre, il Pallaparonetto che applaude le proprie ragazze riconoscendo ancora una volta l'impegno e la determinazione che hanno avuto. La stagione, diciamo, è questa, nonostante la posizione non sia sicuramente positiva. Istrana continua a mettere in campo ottime prestazioni, non è premiata e non è stata premiata più volte all'interno di questa stagione. Vedremo se lo sarà nelle prossime partite e magari in quella che è la corsa play out. Foto di rito per San Marco, saluto dei propri tifosi con le ragazze della Curis Istrana, foto anche per Istrana. Andremo a vedere, a sentire soprattutto ora le parole di coach Borsetto e coach Toresan. Coach Borsetto sicuramente può essere contenta della reazione che ha avuto le sue ragazze più volte all'interno della partita, che è stata sicuramente bella nel primo tempo, un po' più sporca nel corso del secondo, e ha portato a casa
una vittoria sicuramente molto molto difficile. Chiamiamo, eccola qui, subito disponibile, coach Borsetto. Buonasera coach, intanto complimenti per la vittoria. Prime impressioni di questa vittoria sofferta ma portata a casa. Una gran battaglia come sempre quando si viene qui, nel senso che non guardo mai la classifica quando vengo qua, perché è una squadra che, a prescindere da qualsiasi cosa, anche dall'andamento della partita, mettono sempre il 110%, quindi eravamo pronti a questa battaglia. A tratti non l'abbiamo dimostrato, poi per fortuna siamo riusciti a stare lì con la testa e portarla a casa un pezzettino mignon alla volta. Classifica che sorride a Junior San Marco, una buona posizione anche di tranquillità, e quindi su cosa devono migliorare queste ragazze anche per magari alzare per il futuro e per le prossime stagioni l'asticella? Diciamo che è un campionato che dà poca soddisfazione, perché passando le prime due è un campionato che si chiude troppo presto a mio avviso, e quindi diciamo che si è già iniziato a parlare per il futuro. E il futuro non so neanche il mio, quindi è difficile giocare in queste condizioni qua, dove non hai niente da quale giocarti, stai ancora parlando per il futuro, per me come soprattutto per le ragazze, nel senso che giocare e non avere uno stimolo in più è molto molto difficile. Quindi io sono contentissima di questa vittoria, hanno dimostrato che comunque la volevano, perché una squadra che viene qua senza un vero obiettivo e che non lotta per niente è facilissimo perdere questa partita, quindi sono contenta di averla portata a casa e che abbiano dimostrato carattere. Ecco. Va bene, grazie coach, buona fortuna per il finale di stagione, arrivederci. E allora dal palazzetto Gibeppi Paronetto di Istrana è tutto, io vi auguro buona serata da Diego Benendo e arrivederci alla prossima.